Bella Wagyu, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction a Napoli-Fiorentina di Supercoppa. Partita importantissima perché quest'anno per la prima volta si andrà a giocare prima la semifinale di Supercoppa e poi la finale. Invece gli altri anni si andrà a sfidare solo la finale. Quest'anno hanno aggiunto questa cosa. E noi dobbiamo vincere per forza con la Fiorentina e se pareggiamo andiamo ai calci di rigore. Quindi vediamo di vincere o almeno di pareggiare e riuscire a vincere i calci di rigore. Con la Fiorentina non è mai stato difficile e vediamo oggi che succede, perché oggi è come una finale. Noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere. Biraghi si stacca, allora Napolitano può centrarsi nella sua zona, la sua posizione. Mamma mia! Che occasione! Dai ragazzi, ci siamo. Anche in questi primi 9 minuti. Giocata di Kvaratskhelia fantastica con la punta per mandare Juan Jesus che vuole mandare Simeone, grande vai Ciolì! Vai Ciolì! Sì! Grande azione, grande Ciolito! Sì! Dai, dai! Adesso dobbiamo mantenere però. Grande Ciolito, grande. Che palla di Juan Jesus, incredibile. La ritrova Caglione, ancora Biraghi per Brecalo. Prova a mettere il cross in area di rigore. Di testa Martinez, quarta. Palo. Toccato sul palo e poi messo. Ma io sapevo. Fuori gioco. Meno male, meno male. Meno male, guarda, ma stiamo attenti, ma come vai su quel calcio d'angolo, ma che rigore è, mamma, naccia miseria. Lo hai chiamato Ricky. Ma questi le telecronavisti sono 16. Per me non è mai rigore. Mi ricorda molto Quadrato con chi era? Con Perisic. Quadrato e Perisic. Ma gli hanno assegnato il rigore. Per me non è mai rigore, quindi. Cioè, dai i gollini, dai. Rigore all'ultimo minuto del primo tempo. Fischia la penna, parte Iconè. Col sinistro. Sì! Sì! Grande! Cioè, spiazzato il portiere, ma sì. Ragazzi, è finito il primo tempo. Giusto il risultato. Il Napoli mi sta piacendo. Dobbiamo stare solo attenti a non subire gol, perché abbiamo visto. Loro hanno segnato subito. Poi gliel'hanno annullato e hanno avuto pure un calcio di rigore. Quindi vediamo di fare le cose giuste. Dai ragazzi, speriamo di vincere. Tantissime squadre, poi la palla buona per Arturo. No! Bravo Collo! Gollini blocca a terra subito. Bravo! Cercato la siamo attenti. Sottile Beltran, pronti a ripartire, area di rigore molto affollata, palla che arriva sul secondo. Sì! Grande Zerbin! Si è fatto male segnando Zerbin, ma ha fatto 2-0 per il Napoli. Si è fatto molto male, tanto da non esultare per un gol così prezioso sulla sponda di Elisi che se l'è perso. Grande Zerbin, ma si è ucciso dalla destra del palo. Grande. Il Napoli è 2-0, la testa contro il palo, adesso è pronto a rientrare, Napoli momentaneamente in 10, alla Fiorentina adesso serve un miracolo. Guarda che fatica a fare un gol, figura di due, mentre qui Zerbin rientra. Vai Zerbin! Non se ne accorge, Zerbin si è ripreso bene. Vai Zerbin! Ha perso la botta, calcio! Sì! È impazzito Zerbin! La botta è andata alla destra. Grande Zerbin! 3-0 a casa, chiusa. Sta squadra di sopravvalutati. Ragazzi, è finito il match, un grandissimo Napoli, come mi immaginavo si potesse vincere contro questa Fiorentina perché è forte. E mo dobbiamo vedere chi affrontiamo in finale tra Inter e Lazio, ma molto probabilmente affronteremo l'Inter. E quindi noi ci vediamo con la reaction della finale lunedì sera. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!